Quello che ho detto sin dall'inizio però è che sia necessario e opportuno identificare i responsabili e riconoscere la verità, perché questo è un atto, secondo il mio punto di vista, doveroso non solo nei confronti della famiglia, ma nella memoria di Alex e di tutte le persone che volevano bene a Alex. Quindi la verità prima di tutto. La verità prima di tutto, dice il sindaco di Marcona Matteo Romanello, confermando il lutto cittadino per sabato in occasione dei funerali di Alex Marangon, che si terranno nella chiesa parrocchiale a ridosso del centro alle 10 del mattino. Accompagniamo Alex con abbigliamento colorato come lui avrebbe voluto. L'appello dei familiari nell'annuncio funebre, dove viene anche riportato un pensiero del 25enne. Celebriamo la vita rendendo le grazie per la bellezza che sta dentro e fuori di noi, con gli occhi e il cuore colmi di amore. Sarà un viaggio indimenticabile, sarà il viaggio di una vita che non ha mai fine. Queste le parole di Alex, che rivelano ancora una volta la sua sensibilità e purezza d'animo. Davanti all'epigrafe e al sorriso del giovane, il cuore di tutti è gonfio, tante anche le domande. Conosco la zia di questo ragazzo e sono veramente in un momento difficile e speriamo veramente che si scopra la verità, perché questo ragazzo non meritava di fare una brutta fine così. Solo la verità, perché ormai purtroppo lui è da lassù che ci guarda e quindi senza dubbio la verità deve venire a galla. Sei un film giovane, insomma, si pensava a tutto, ma non a sta fine qua, purtroppo. Osserveremo il lutto cittadino assolutamente, massimo rispetto insomma, soprattutto alle famiglie. Sono pienamente d'accordo col sindaco, è per chiedere giustizia perché non si può soprassedere a una cosa così importante insomma, come quella che è successo, grave. Comunità di Marcon che prima del rito funebre potrebbe già mobilitarsi. C'è un gruppo di cittadini che vuole sostenere appunto questa fiaccolata. Io ho dato la massima disponibilità anche per la realizzazione di tutte le pratiche burocratiche connesse. Ovviamente stiamo attendendo un riscontro da parte della famiglia che si è giustamente chiusa nel silenzio in queste ore e quindi insomma siamo pronti eventualmente a ricordare venerdì con una fiaccolata Alex. Sabato i funerali e ci aspettiamo veramente tanta presenza e basta.